Lionel Messi all'Inter non è da escludere. Per l'emittente argentina TNT Sports non è assolutamente fantacalcio. La dirigenza nerazzurra, secondo quanto rivelato dal giornalista Castiglia, starebbe realmente lavorando per portare il fuoriclasse del Barcellona a Milano. Non è solo un sogno, ha dichiarato. Leo ha anche l'offerta del Newell's Old Boys per tornare in patria, ma l'Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto Moratti. C'è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi, ma l'Inter sta lavorando di certo. I dirigenti meneghini inoltre avrebbero puntato anche la stella del calcio argentino Thiago Almada. È un classe 2001 che al Vélez sta facendo cose eccellenti, un giocatore rapido, di enorme qualità che l'Inter di Suning sta trattando per 25 milioni. L'esperimento Jovic al Real Madrid si può dichiarare fallito. L'attaccante non ha convinto il tecnico Zinedine Zidane ed ora è tra i big dei blancos in uscita. Su di lui c'è il Napoli. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Real potrebbe usare Jovic per arrivare a Fabian Ruiz ed aprire una trattativa con Aurelio De Laurentiis. L'ex Eintracht Francoforte piace al club azzurro e potrebbe essere il sostituto di Milik nella lista dei cedibili della società partenopea. Attenzione però alla concorrenza di altre big come l'Arsenal. Il Napoli, come detto, ha la carta Fabian Ruiz da giocarsi per arrivare alla punta di Zidane. Lo spagnolo è valutato 60 milioni, ma se nella trattativa si aggiungesse Jovic, tutto potrebbe cambiare. Il quotidiano spagnolo ABC lancia una clamorosa bomba di mercato. De Ligt vuole andare via dalla Juventus e Mino Raiola lo vuole portare al Real Madrid. Il centrale bianconero avrebbe detto al suo agente di trovare un'altra squadra, la destinazione Casablanca sarebbe di suo gradimento. Così Raiola si sarebbe già mosso per i primi contatti con il Real Madrid, che dal suo canto sta proprio cercando di rinnovare il reparto arretrato con Sergio Ramos in scadenza di contratto e con Militao che non ha ancora convinto. La data di inizio della sessione di calciomercato è sempre meno certa, ma nonostante questo si susseguono le indiscrezioni su acquisizioni e cessioni varie. L'ultima notizia arriva dalla Francia. Secondo il portale Lady Sport, il Paris Saint-Germain continua a corteggiare Sergej Milinkovic-Savic, nonostante Claudio Lotito non abbia alcuna intenzione di venderlo. L'emergenza coronavirus non sembra aver rallentato i piani del numero uno dei parigini Al-Khelaifi, che sta già programmando la sessione di mercato, forse sperando nel bisogno di liquidità dei club e nella rivalutazione dei cartellini, che potrebbe far diminuire il valore dei giocatori. Il prezzo base del centrocampista però è stato fissato a 100-120 milioni di euro e considerando che fa parte di quel gruppo di giocatori biancocelesti cui i contratti non hanno scadenza a breve, se il club francese vuole davvero conquistarlo, convincere il patron delle Aquile richiederà un grande sforzo.